Bene, siamo qui a Udine al Carnevale delle Osterie, praticamente è il Carnevale udinese, no? Ma abbiamo dei rappresentanti importanti, abbiamo il Ducato di Vini Friulani Alessandro I, benvenuto Alessandro. Grazie, grazie. È una manifestazione molto importante per Udine, voi siete sempre con una mano sulla testa di queste... Noi siamo presenti perché intanto facciamo un brindisi a tutti quanti. Brindisi sicuro. Siamo presenti perché non facciamo mai mancare il nostro sostegno a questa nobilissima iniziativa che è, eccolo qua, il Comitato Friulano Difesa Osterie. Non bisogna mai dimenticare che la spiritualità friulana e la cultura friulana sono tutte cose passate attraverso le osterie. L'osteria oggi, ancora oggi, diventa un luogo di aggregazione che in poche regioni d'Italia possono avere come il Friuli Venezia Giulia. Quindi viva sempre le osterie. E viva naturalmente i vini friulani. Assolutamente sì, i vini friulani sono i top mondiali dei vini bianchi, quindi dobbiamo sempre sostenerli, promuoverli e difenderli. Salute! Grazie Presidente. Sulla stessa lunghezza d'onda degli intervistati anche l'assessore al turismo del comune di Udine, Alessandro Venanzi. Diciamo intanto un ringraziamento grosso al Comitato Difesa Osterie Friulane, che chiaramente fa un lavoro straordinario non solo oggi ma durante tutto l'arco dell'anno, con iniziative che portano vivacità sociale e culturale nel nostro tessuto produttivo, ma anche insomma portano, come dire, le tradizioni avanti, un senso di responsabilità loro, ma anche un senso che determina l'identità del nostro territorio, del nostro Friuli, perché non dimentichiamoci che l'osteria è il luogo per antonomasia di incontro e chiunque passi per il Friuli racconta questa nostra peculiarità. Possiamo dirlo, un ulteriore step per conoscere approfonditamente Udine e le sue bellezze a livello turistico e non solo. Chiaramente insomma è uno strumento importante come altri, ma uno strumento insomma per raccontarci in maniera probabilmente diversa, ma anche per valorizzare quelli che sono i prodotti che attorno al Friuli si realizzano, sia dal profilo gastronomico che enogastronomico, e quindi insomma Udine diventa la culla tramite questo strumento insomma delle nostre eccellenze da promuovere in Italia e nel mondo. Allora sì, così col Presidente del Comitato Difesa delle Osterie Friulane, Enzo Mancini, un motore di queste... Cos'è un motore? Io ti ringrazio, ma lei è un motore che ogni tanto ha qualche colpo così, o di tosse o si inciampa così, però no, altri ogni dì si vincula il piacere con la volontà di fare al pesnesti sostaris, per sostaris furlanis. Le sostaris sono stati e saranno sempre la lidris del nostro paese, delle nostre piccole patrie, e Udine in particolare, essendo praticamente il fulcro dal Friuli, bisogna tenere alto il nome del sostaris. Un vino bellissimo a Udine, come anche altri in provincia hanno capito e vogliono venire col Comitato Osteris e vogliono fare belle feste e vogliono dare all'osteria la sua realtà, che non è che di incioccarsi come che ti tutto, ma è una realtà fatta di culture, fatta di amicizie, fatta di che robis, cioè l'osteria è la vita, in osteria si chiate, si conosce, si diventa amici, si innamora, si può lasciarsi le osterie. E l'osteria a volte è anche l'ultimo incontro quando ho compagnia un amico le ultime strade del sua vita. Dopo là si va in osteria per ricordarlo, si va in osteria per dire come calfosco un no. Ecco, allora l'osteria è ad tutti. Allora il vino delle osterie, viva il Comitato delle Osterie che praticamente ha il difin di identità friulane. Grazie Presidente. Grazie a voi. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario.
Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.